Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguire i titoli più importanti del pomeriggio. Tragedia a Palazzo La Creide, nel Siracusano, dove un bambino di 10 anni è morto dopo essere finito insieme a una donna dentro un pozzo di circa 15 metri. Il corpo senza vita del piccolo è stato recuperato dai vigili del fuoco, la 54enne invece è stata affidata alle cure dei militari. Ci spostiamo a Licata, nell'Agrigentino, dove 2 carabinieri sono stati presi a pugni da un pregiudicato. L'autore del gesto, armato di coltello, è stato fermato. L'aggressione ai danni dei 2 militari non è però un caso isolato. Un episodio simile si è verificato nel Catanese, dove un giovane di 22 anni ha lanciato un ordigno rudimentale contro la macchina dei carabinieri, proprio nel momento in cui i 2 militari stavano salendo a bordo. Non si esclude che il gesto possa essere riconducibile a una challenge sui social. Viene sorpreso in atti osceni al Parco Giueni di Catania, bloccato dai poliziotti un 43enne che si è giustificato dicendo che la sua condotta era dovuta a una sua fantasia erotica. In conclusione il meteo, domani il caldo intenso farà il suo ritorno in Sicilia con temperature oltre i 35 gradi. Caltanissetta, Agrigento e Trapani tra le province più calde. La Protezione Civile ha diramato un'allerta incendi arancione su tutta l'isola. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.